Altri due casi di West Nile a Padova. Il primo è una forma febbrile e ha colpito un 53enne di Selvazzano. L'uomo è stato ricoverato ma è già stato dimesso. Il quarto caso, invece, è un uomo di 77 anni residente in un'area semirurale del comune patavino, colpito da una forma neuroinvasiva di West Nile. L'uomo è tuttora ricoverato dopo essersi presentato insieme ai familiari al pronto soccorso in stato confusionale con una lieve letargia. A comunicarlo la direzione dell'ULSS 6 Euganea. Si aggiorna la contabilità quindi dopo i due casi emersi a fine luglio e i primi giorni d'agosto. Gli esperti dell'azienda sanitaria Euganea raccomandano di usare repellenti e di coprirsi se si lavora in giardino o nell'orto per evitare che le zanzare colpiscano. Purtroppo abbiamo registrato un nuovo caso di infezione da West Nile neuroinvasiva in un soggetto che non usava le precauzioni base per difendersi dalle zanzare. Per questo motivo cogliamo l'occasione per raccomandare l'utilizzo di zanzariere, repellenti cutanei e abiti coprenti e chiari, in particolare per i soggetti anziani e fragili.